I doni per il gemellaggio. Aio, bene che di conto. Ma te paggadoni. Abbiamo preso dei cornetti alla nocciola. Io e Babbo. Caspita, che bar sembra Brasile. Poltroncine, divanetti, cuscini, erbetta, lucine, piazzetta. Oh, io sono abituata normalmente a passarci in inverno, ma veramente carino. Oltre che al bar c'è un pavimento bellissimo che non avevo mai notato prima. Complimenti! Gelato squisito. Seconda sosta in fontana, ma poi arriveremo anche a Desolo sicuramente. La fontana è bellissima, guardate, ci sono delle scalette in pietra in mezzo a un bellissimo bosco e lei è incastonata proprio qui, che confina con la strada. Vi dico che a Gadoni c'è un bellissimo centro, la chiesa di Santa Marta è spettacolare, tutta in pietra, fine luglio ci saranno i festeggiamenti, il 29, e poi c'è un bellissimo monumento dedicato ai minatori. Questo, in questo monumento, oltre ad esserci un carretto che veniva utilizzato proprio nelle miniere, intanto ne ho approfittato per riempire la mia bottiglietta dalla sorgente. Dicevo, in questa piazzetta hanno aggiunto anche degli altri, come dire, complementi d'arredo tipici della nostra tradizione sarda. E poi c'è un bellissimo, all'uscita del paese, c'è un bellissimo murales, che non si può neanche chiamare così, hanno realizzato quest'opera dedicata ai minatori. Ma se non ricordo male non è proprio un murale. Non mi ricordo neanche se ci siamo già passati o se subito dopo queste curve. Ve l'ho illustrato però in altri video ed è stato anch'esso qualche anno fa oggetto della caccia al tesoro. Uno scorciato di Desolo non potevo non mostrarvelo, guardate che bello. Qua tutti ridono perché io sono di corsa, però meglio poco poco che nulla. Ci siamo recati a Desolo, là in alto, dove la montagna produce, in cui le vie del centro storico raccontano di un tempo passato. Amiche, le poesie di Montanaru. Siamo andati lì per acquistare uno dei prodotti migliori della nostra isola, il torrone della famiglia Magia, una delizia da portare in dono a Bagnoregio. Ne è valsa veramente la pena, perché il torrone è andato a ruba. Grazie a Gianni e alla sua famiglia per la disponibilità. E come diciamo in Sardegna, a Trusanus con saludi. Se voi non lo conoscete, cosa aspettate? Correte a provare questo buonissimo, deliziosissimo torrone. Ve lo forniscono sia sfuso che confezionato in piccolissime porzioni. Una bontà! Fate un tempo anche andare dai porcelli. Io, il tornaio e Babbo. Da Desolo vi salutiamo. Ciao e a Sibirisanusu!